applausi del pubblico. Tutto pronto, comincia adesso la gara. Primo possesso per la Roma, comincia subito il giro palla. Guadagna subito campo la Roma con Masini adesso sul pallone. Finta, prova subito il tiro che sbatte sulla traversa. Prima emozione. Allora comincia adesso la partita del Pistoia. Riconquista subito la Roma, Ceccobelli. Pistoia che si ridispone a centrocampo. Ceccobelli in banda. Salta la giocatrice avversaria. Altro brivido. Subito a cercare il tiro sul secondo palo Ceccobelli. Nuovo possesso Roma. Masini, poi Ceccobelli, scarica e taglia il campo, si fa rivedere in mezzo, cercano il fraseggio con l'1-2, ancora Roma, indicazioni di Masini, Di Martino sbaglia il passaggio, adesso occasione Pistoia con Turcinovic, la parata di Urzetta. Parte Martino, Ceccobelli sul pallone. Viene incontro, non riesce lo schema, attenta Capalbo, fa ripartire poi la compagna di squadra, occasione, ci mette le mani Urzetta, miracolo, calcio d'angolo, palla sul secondo palo, ancora Urzetta in due tempi. Cinovic in banda, poi 1-2. Superiorità numerica Pistoia e 3 contro 2, palla sul secondo palo, occasione Pistoia, cosa si è mangiata Guarino, tirata dal basso del Pistoia, c'è campo per Populo, sbaglia il colpo, ora cerca la ripartenza rapida direttamente dalle mani del portiere, riconquista Pistoia per l'occasione del 3 contro 2. Tiro di Populo che esce di non molto, chiama lo schema, palla fuori, Bartolini controlla e tira, muro bianco-rosso. Adesso però ultima occasione per la Roma, forse Ceccobelli, il fischio finale, occasione Roma, ci mette le mani Geni, il tiro e c'è la rete di Ceccobelli. Esplode il Palapertini, sorpasso Roma. Martina a battere, gira la palla alla Roma, Bartolini, Ceccobelli. Guarda Bartolini, cercata a Bruschi in mezzo, se la ritrova lei, la numero 14, prova il tiro Bruschi, palo. C'è di palla profonda da Turcinovic, anticipa Martin, Bruschi. A darla a sinistra, passaggio che adesso arriva, c'è il tiro, Ceni con le mani, l'occasione ancora buona e poi Bruschi la mette dentro e c'è il 2-0, esultanza con le compagne, 2-0 di Bruschi. Fallo laterale Pistoia, palla fuori da Turcinovic che botta in due tempi, anche sul secondo tiro Urzetta. Cambio di fronte, Martin sulla destra. Vicino Vitale, si mette in proprio Martin, brava, è un gran tiro. Vita dei migliori Turcinovic, parte uno schema, salvata sul secondo palo da Ceccobelli, esulta come un gol la numero 20. Urzetta senza fretta, viene incontro Martin, riceve la 8. Passaggio troppo debole, intercetta. Capalbo e la riapre, 2-1, 52 secondi, Urzetta con le mani pronta a giocare, lancio lungo, finisce così il match, che bella partita, la Roma ha vinto 2-1 sul Pistoia, 3 punti importantissimi per la Roma. Eccoci, siamo con Urzetta e Ceccobelli della Roma, chi ci racconta com'è andata la gara? Allora, la gara era una partita molto importante, quindi noi diciamo che la sentivamo abbastanza perché smuoveva parecchio la classifica sia in un verso negativo che in positivo. Ringraziando il cielo è stato in verso positivo e siamo abbastanza ciniche, ma potevamo fare di più sotto porta come ad ogni partita.
il resto possesso palla buono e abbiamo approcciato male il primo tempo, molto meglio al secondo. 2-0, sembrava una gara controllata, poi i brividi sul finale. È una nostra passione prendere i gol sul finale. Eravamo stanchi, eravamo nervosi e dobbiamo migliorare su questo aspetto, dobbiamo essere più limpide verso la fine della partita. Purtroppo è abitudine, è vero, è abitudine prendere i gol all'ultimo minuto, è un campionato da settembre che va avanti così purtroppo e oggi fortunatamente ci è andata bene, ma dobbiamo migliorare appunto questo aspetto perché soprattutto il futsal, essendo tempo effettivo, abbiamo visto tante partite che si chiudono anche a 0,00 secondi, quindi dobbiamo migliorare sotto questo aspetto perché si possono, come ci è capitato, perdere punti importanti. Grazie allora, in bocca al lupo per le prossime. Grazie a te.